Il Veneto torna in arancione da martedì prossimo. Il Ministero conferma l'annuncio di Zaia. Quel giorno riapriranno negozi e centri estetici, scuole in presenza da mercoledì superiori al 50%. Una timida boccata d'ossigeno, il passaggio all'arancione per il mondo del commercio trevigiano, ma serve di più. Rischio fallimento sempre più elevato, avverte Ascom. Vaccini, partito il portale per prenotare con 18.000 nuove dosi Pfizer. La campagna tradizionale riparte il giorno di Pasquetta. Domani invece l'accesso diretto per la classe 35 a Castelfranco in modalità drive-in. Positivo al Covid, si sarebbe presentato in ambulatorio in casa di riposo, medico di base denunciato dall'ULSS, 3 procedimenti aperti contro di lui. Potrebbe tornare a casa nelle prossime ore Marta Novello, la 26enne accoltellata a Marocco di Mogliano. La giovane sta meglio ed è una ragazza forte, dicono i sanitari, per lei supporto psicologico. Falsa sordomuta truffa agli avventori di un supermercato a Casier, scoperta dai carabinieri. Una ventenne è stata denunciata assieme ad un complice. Un cane si sente male, chiusa l'area sgambatura di via Tasso a Treviso, la più frequentata in città, al sospetto di bocconi avvelenati, l'ira dell'assessore Manera. Moria di pesci nel Rio Serva a Mogliano Veneto, i cittadini chiedono l'intervento di polizia locale e ARPAV, ancora sconosciute le cause. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque è ufficiale, si torna all'arancione da martedì prossimo. L'annuncio è stato anticipato dal presidente della regione Zaia ed è stato poi ufficializzato dal Ministero. Domani attese oltre 100.000 dosi di AstraZeneca. Saremo zona arancione. Posso annunciarvelo, ne ho parlato con il Ministro Speranza. Ministero della Salute che nel pomeriggio ha confermato la fascia arancione da martedì compreso. Questo significa che i negozi potranno riaprire, così come parrucchieri e centri estetici. Più in generale ci saranno meno restrizioni per gli spostamenti. L'arancione per noi, se non si cambia nulla e se i dati sono buoni, ci tocca tenerselo fino al 30 di aprile. Perché le due alternative fino al 30 di aprile ad oggi sono rosso o arancione. Quanto al mondo dell'istruzione, il quadro è aggiornato dallo stesso Zaia. Le scuole dal mercoledì aprono e per noi aprono ovviamente le scuole, gli asili nido, le scuole degli 0-6, quindi le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, le scuole medie e le scuole superiori al 50%. E questo sempre fino al 30 aprile, con la conferma del sistema delle scuole sentinella monitorate dalla Regione. Nel frattempo l'obiettivo è riprendere a vaccinare a pieno regime dopo gli stop in alcune ULSS dovute alle mancate consegne nei giorni scorsi. Il riallineamento tra forniture e campagna vaccinale è in corso. Noi stiamo attendendo AstraZeneca che arriverà domani, 103.000 dosi, giusto? E Moderna oggi che sono 38.000 dosi. Ovvio che se avevamo AstraZeneca martedì o mercoledì noi non perdevamo 10.000 vaccini per strada. L'altra faccia della medaglia è il sistema di prenotazione sulla piattaforma web che giovedì ha scontato diverse false partenze proprio in quelle ULSS che avevano terminato le scorte. Da quel che mi consta il portale funziona perché noi abbiamo il report delle prenotazioni e va. Adesso capite che avremo ancora turbolenze in volo, però quando andrà a regime tutti noi vedrete, accadrà, anche se sono aperte altre formule di prenotazione, accadrà che tutti noi andremo alla prenotazione online. Connessa la funzionalità del numero verde con il governatore che ha fatto una prova in diretta a fronte delle numerose segnalazioni di disguidi e lunghe attese registrate per tutta la giornata. Le ricordiamo che la selezione di una delle successive... Questo vuol dire che c'è la linea? Ma è giusto farle in diretta ste robe? E guardate, l'assessore Onor del Vero ha trovato occupato nel primo giro, giusto? E ha rifatto il numero. Cioè, cosa volete che vi dica? Cioè, poi sono 100 linee, se hai la sfiga, scusatemi l'espressione, che ti chiami nel momento in cui che siete in 101 a chiamare, uno fa il giro come l'aereo che deve atterrare ma la pista piena. Tutto qua. Una timida boccata d'ossigeno, il passaggio all'arancione per il mondo del commercio trevigiano, ma serve di più. È il passo per il giallo, è il passo per un'estate che sarà un'estate sicuramente, ma ciò che serve è dare
prospettive. È un mezzo passo verso la normalità, ma serve di più, molto di più, in termini di sostegno, di liquidità e supporto delle banche. Lo dice da mesi Federico Capraro, presidente dei commercianti trevigiani, e lo ripete anche ora con la prospettiva di un aprile perlomeno arancione. Quando tu da 13 mesi spendi più di quello che incassi e non hai la prospettiva nei 13 mesi successivi di poter incassare di più di quello che spenderai nella misura che ti permetterà di recuperare quello che hai perso, tecnicamente tu sai già di non potercela fare. Da qui l'out-out al governo Draghi, verso cui lo stesso mondo del commercio trevigiano aveva riposto fiducia. Mentre metà dei nostri amministratori e dei nostri politici si occupano della questione sanitaria, bene, l'altra metà si occupi della questione economica. Chi ha perso del tutto la pazienza sono le partite IVA scese in piazza nel pomeriggio a Verona, mondo del fitness, commercio, servizi, sigle autonome nate in questi mesi, tra gli organizzatori Iuri, titolare di una palestra a Maser. Noi siamo da un anno chiuse, un anno, e comunque i contagi, chissà come mai, sono sempre, anzi aumentano addirittura, ma allora c'è qualcosa che non va. Allora il governo si deve fare una domanda e non deve colpire solo i piccoli imprenditori. Rosso-arancione, il colore poco importa, martedì si va a Roma per un ultimo appello. Se niente cambia fino il 6 che noi andiamo a Roma a riprenderci la nostra dignità e i nostri diritti, noi il 7 riapriamo contro le regole. Ed intanto si apre alla mezzanotte il lungo weekend pasquale in rosso con la deroga decisa dal governo per le visite in casa. Ecco quindi un vademecum per i prossimi 3 giorni. Tutti in attesa dell'arancione, ma prima del cambio di colore previsto per martedì prossimo ci sono Pasqua e Pasquetta alle porte con le regole da rosso, compreso il prefestivo del sabato. Per un Veneto ormai da 3 settimane già in zona rossa cambia ben poco, se non la novità della deroga nazionale per gli spostamenti in case private, così come è accaduto durante le feste di Natale. Il 3, 4 e 5 aprile dunque è consentito andare in un'altra abitazione da parenti o amici, ma solo una volta al giorno e per 2 persone al massimo alla volta. Resta ovviamente la necessità di utilizzare mascherine e distanziamenti per queste visite, tanto più se condite da un pranzo o una cena, quest'ultime comunque sempre sconsigliate. Il coprifuoco scatta sempre alle 22. Possibile inoltre partecipare a cerimonie religiose, sempre nei limiti consentiti dal protocollo, in chiese vicine alla propria abitazione. Sì, anche alle passeggiate, ma solo nei pressi del domicilio. Possibile spostarsi nelle seconde case, ma solo per il nucleo familiare. Sì, infine, ai viaggi all'estero, tema di proteste e dibattito in questi giorni, seguendo comunque i protocolli indicati. Nessuna variazione per ciò che non si può fare, resta tutto come nella zona rossa normale, dal divieto di spostamenti tra regioni, tranne per urgenze, ai bar e ristoranti chiusi, al divieto di picnic o gite in spiaggia che possono creare assembramenti. Ultimo tassello, gli esercizi commerciali aperti tradizionalmente in zona rossa. Sabato 3 aprile, serrande super ipermercati, supermercati, discount, ma anche edicole, tabaccaie, librerie, farmacie e parafarmacie, negozi di computer, elettronica, elettrodomestici, ferramenta, negozi di biancheria e di giocattoli, ma anche vivai. Aperte anche le pompe di benzina. Il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, sono aperte solo farmacie ed edicole. Possono restare aperte anche le tabaccherie. Chiusi invece tutti i supermercati. Il giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile, infine, alcuni gruppi della grande distribuzione saranno aperti. E torniamo ora alla campagna vaccinale in provincia di Treviso, perché sono partite questa mattina anche per l'ULSS 2 le prenotazioni online sul portale regionale. Da Pasquetta saranno operative tutte le sedi. Domani intanto è previsto il secondo Vax Day ad accesso libero dedicato ai nati nel 1935. 18.000 nuove dosi Pfizer giunte nella Marca e così l'ULSS 2 ha potuto attivare oggi le prenotazioni sul portale regionale a partire dal lunedì di Pasquetta, che vedrà oltre alle sedi vaccinali già note dell'ospedale Cafoncello e Villorba, Godega, Riese, Vidor, Casale, anche l'inaugurazione a Ponte di Piave del Palasport Sala Anzanello. Una fase, quella che si apre lunedì, destinata alle persone fragili e agli over 70. Contiamo di fare circa 6.000 persone al giorno, perché questi sono i vaccini alla fine che andremo a consumare. Dico a tutti quelli che devono fare la seconda dose che saranno inseriti, stiano tranquilli, perché saranno fatti dal giorno di Pasquetta fino a venerdì.
Nuovi posti prenotabili saranno programmati la prossima settimana in base alle nuove disponibilità di vaccino. I pazienti allettati o chi, pur appartenendo alle categorie con priorità, non riesce a far accettare il proprio codice fiscale, può rivolgersi all'URP. Non telefonate, fate una mail, fate le mail all'URP e dopo la trovate sul nostro sito, dove scrivete: mi chiamo Antonio, quello che è, io sono una persona allettata e quindi per cortesia questo è il mio indirizzo, il mio cellulare, venite a farmi il vaccino a casa. Oppure sono una persona che ha un indice di massa corporea superiore a 35, per cortesia inseritemi all'interno dell'elenco. E basta questo, poi ci arrangiamo noi, non serve altro. Domani intanto, sabato 3 aprile, è in programma il Vax Day ad accesso libero dedicato ai nati nel 1935. Le sedi sono Oderzo, Villorba, Godega, Vidor e Castelfranco. L'orario di vaccinazione è definito in base al mese di nascita. Dalle 8 alle 9 il mese di gennaio, dalle 9 alle 10 febbraio e così via. Sono 3.894 persone che affluiranno nelle 4 sedi. Noi contiamo che non ci sarà coda, come purtroppo è avvenuto nelle chiamate così, perché questa è programmata, come saranno programmate le prossime sedute dal giorno di Pasquetta, dove le persone si sono iscritte al portale e quindi ecco escluderemo che ci siano le code. E per i nati nel 35 residenti nella Castellana verrà sperimentata domani la modalità drive-in. Nel parcheggio del Melody di Castelfranco gli anziani riceveranno il vaccino restando in auto. I 419 cittadini della coorte del 35 di Castelfranco e dei comuni dell'IPA della Castellana troveranno al parcheggio del Melody in via Staizza un punto dove fare appunto il vaccino in auto. Vaccinazione drive-in domani a Castelfranco, dove per la prima volta nella Marca verrà sperimentata questa modalità. Gli anziani classe 1935 residenti a Castelfranco, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago potranno quindi eseguire il vaccino restando seduti in auto. Le amministrazioni si sono attivate per contattare singolarmente ogni singolo cittadino, fornendo anche il modulo per l'anamnesi, in modo da far sì che avvengano già con il modulo compilato, e questo dovrebbe accelerare le operazioni. Anche in questo caso, come per tutti gli altri 86enni che verranno vaccinati domani, l'orario nel quale presentarsi è legato al mese di nascita, dalle 8 alle 9 i nati a gennaio, dalle 9 alle 10 a febbraio e così via. Se sarà come dovrà essere, insomma, dovremo vaccinare circa una trentina di persone all'ora, 35, essendo 419, come dicevo, sulle 12 ore di punto aperto. Io credo che, e auspico e spero che domani diamo una dimostrazione che funzionano anche i Covid Point in modalità drive-in. A causa della carenza di dosi, gli accompagnatori over 65 dei nati nel 1935 non verranno vaccinati qui come nelle altre sedi vaccinali. Positivo al Covid si sarebbe presentato in ambulatorio in casa di riposo, medico di base denunciato dall'ULSS. Pur sapendo di essere positivo al Covid, nel suo ambulatorio a visitare e all'interno di un centro servizi ovviamente a fare la sua opera di medico con gli anziani. Le accuse nei confronti di un medico di base Novax che opera nella Marca sono molto gravi e l'azienda sanitaria, attraverso l'ufficio legale, ha deciso di procedere su tutti i fronti per accertare fatti ed eventuali responsabilità. Noi abbiamo provveduto subito a far partire 3 provvedimenti. Un primo all'ordine dei medici per la sospensione, un secondo alla Procura Repubblica per sospetto, ovviamente perché lui potrebbe aver procurato dei danni alla salute degli altri, e un terzo al Comitato regionale, che è un comitato dove valuta la sospensione dal punto di vista della convenzione del medico. Tornerà a casa nelle prossime ore Marta Novello, la 26enne accoltellata mentre faceva jogging in strada a Marocco di Mogliano. La giovane sta meglio ed è una ragazza forte, dicono i sanitari. In ospedale, oltre alle cure, ha ricevuto un supporto psicologico. Ci vorrà tempo per superare lo shock di un'aggressione tanto feroce, ma nel quartiere, in tutto il comune, la gente aspetta Marta per poterla riabbracciare. Ad attenderla con ansia ci saranno i genitori e tutti i suoi amici. Intanto rimane in
carcere il quindicenne che per rapinare la ragazza le ha sferrato oltre una ventina di fendenti. Nel frattempo è stata affidata ad un consulente di Mestre l'analisi del cellulare e del PC del ragazzo alla ricerca di una spiegazione per quel tentativo di rapina tutt'altro che chiaro nelle dinamiche e nelle intenzioni. Ed ancora cronaca, falsa sordomuta truffa agli avventori di un supermercato a Casier, scoperta dai carabinieri, è stata denunciata assieme ad un complice. Avvicinava i clienti nel parcheggio di un supermercato e chiedeva insistentemente delle donazioni. Mostrava loro un certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili. Documento ovviamente contraffatto. Ad insospettirsi alcuni carabinieri fuori servizio che si trovavano nel locale per motivi privati. Uno di loro si è avvicinato alla donna che, fra l'altro, dopo i diversi approcci, era solita fare dei cenni di approvazione all'indirizzo di un uomo, il quale di tanto in tanto l'avvicinava per un veloce quanto furtivo consulto. La donna, 20 anni, rumena, non sapendo che l'uomo fosse un carabiniere, ha mostrato a lui il certificato con tanto di elenco riferito a sottoscrittori con nomi e somme donate. A quel punto il militare si è identificato ed ha chiesto alla ragazza i documenti, così come il complice che nel frattempo si era avvicinato per verificare il motivo del contrattempo. Non solo il certificato era falso, ma la donna non era affatto invalida. Così è scattata la denuncia per lei e per il complice, un connazionale di 33 anni. Nell'auto dell'uomo parcheggiata in un luogo defilato sono state trovate decine di mazzette di denaro contante di vario taglio per oltre 2.000 euro, evidente frutto dell'introito giornaliero. Nel frattempo sono stati anche individuati diversi clienti raggirati poco prima nel supermercato, tanto che qualcuno ha poi persino sporto denuncia per l'ingegnoso raggiro subito. Gli interessati, con precedenti penali specifici, verranno ora denunciati in stato di libertà per il concorso nei reati di falso e truffa continuati. Ed ora linea alla regia, restate con noi, tra pochissimo vedremo un nuovo allarme su bocconi avvelenati a Treviso. A tra poco. E rieccoci in diretta con il TG di Treviso. Allarme questa mattina a Treviso per un possibile caso di bocconi avvelenati, chiusa l'area di sgambatura di via Tasso lungo il PUT. Lucchetto e cartello oggi da mezzogiorno per l'area sgambatura cani di via Tasso. Chiuso uno degli spazi più frequentati dagli appassionati a Treviso. Un provvedimento a seguito della segnalazione di un cittadino che avrebbe ricoverato il proprio animale con sintomi di avvelenamento. Nel primissimo pomeriggio l'arrivo dei tecnici per la bonifica in cerca di possibili tracce di bocconi killer. Drastico il commento dell'assessore responsabile delle aree verso gli autori di simili gesti. Dei vigliacchi, onestamente, gente che fa queste cose completamente insensibile a quello che è l'amore per gli animali e quindi secondo me l'amore per l'uomo. Dobbiamo stare attenti a queste persone e se vediamo qualcosa di sospetto segnalarlo sempre. Un appello per i tantissimi cittadini che frequentano con i loro amici a quattro zampe i numerosi sgambatori aperti nei quartieri, che hanno il duplice compito di permettere qualche corsa in libertà ai cani e di tenere più pulita la città, ma non solo. E oltre alla pulizia per la città è un posto dove anche socializzare, perché onestamente le persone hanno bisogno di passare un po' di tempo con il loro cane all'aria aperta e perché no, vedere altri cani e conoscere persone. Per la cronaca i tecnici non hanno trovato traccia di bocconi avvelenati e nel tardo pomeriggio l'area di via Tasso è stata riaperta, mentre il cane con i sintomi di avvelenamento è tuttora sotto osservazione. Emoria di pesci nel Rio Serva, i cittadini chiedono l'intervento della polizia locale e dell'ARPAV. Siamo a Mogliano. Sono stati i cittadini a notare i pesci morti nel Rio Serva, un corso d'acqua che attraversa i comuni di Preganziolo e Mogliano Veneto. Immediatamente hanno chiamato la polizia locale e l'ARPAV. Un giallo vero e proprio, a distanza di giorni, ancora non si conosce il motivo della morte di tutte le carpe, siluri e tinche. L'acqua è stata anche analizzata dall'ARPAV, ma non sarebbero state riscontrate anomalie. Eppure i pesci sono morti e le immagini lo testimoniano. Abbiamo paura ci sia stato uno sversamento, spiega Bruno Cillotto, presidente del comitato di quartiere Zerman. La corrente poi può aver portato via tutto. È solo un sospetto, conclude, ma questa sarebbe almeno una spiegazione. Non solo i pesci sono rimasti lì, il rio non è stato pulito. Siamo tornati anche questa mattina e l'odore che arriva dall'acqua è nauseabondo, continua Cillotto. Chiederemo che intervenga l'autorità preposta.
Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, quella di oggi a Treviso. La Fondazione Oltre il Labirinto ha voluto ringraziare il prefetto per il sostegno nei giorni della chiusura totale, mentre dal comune l'annuncio di un'iniziativa di inserimento occupazionale. In Italia, ma comunque nel mondo, un nuovonato ogni 100 riceverà una diagnosi all'interno dello spettro dell'autismo. Di questi tenete conto che circa un 60% difficilmente avranno, anzi non avranno una vita indipendente, una vita autonoma. Un dato che deve far riflettere sul presente e soprattutto il futuro dell'autismo nelle nostre comunità. Un tema affrontato da tempo dalla Fondazione Oltre il Labirinto, che ha voluto ringraziare il prefetto di Treviso per aver permesso ai ragazzi speciali di potersi muovere nei giorni delle chiusure totali. A fronte di migliaia di richieste di situazioni di pseudo necessità, a volte veramente imbarazzanti, questa era una cosa di quelle che invece non poteva che portare una risposta positiva e in tempi assolutamente rapidi. Operatività che per la Fondazione significa un circuito economico virtuoso. Noi abbiamo sposato molto semplicemente un'idea di impresa sociale, ovvero che si basa su due principi: includere lavorativamente i nostri ragazzi con autismo in attività di lavoro e soprattutto attività di lavoro dove possibile che portino anche dei ricavi che a loro volta possono permettere di sostenere i costi che sono notevoli. Ecco allora la preparazione di cofanetti come questi, dove quello che potrebbe essere il limite dell'autismo diventa la precisione nella realizzazione. Per questo, ma soprattutto per dare un sostegno ulteriore alla Fondazione, il Comune di Treviso sta mettendo a punto un'iniziativa dedicata a questi ragazzi speciali. Questa esperienza si può anche ripetere su dei servizi che possono essere importanti per la nostra comunità. Mi vengono in mente per esempio le gestione dei parchi giochi cittadini che magari richiedono appunto qualche attività legata alla manutenzione, alla gestione dei flussi delle persone. Ed ora il tempo, che tempo farà nel lungo ponte pasquale, il punto come sempre il venerdì con il generale Giancarlo Iannicelli. Un anticiclone, anche se in modo residuo, debole, ci interessa, l'anticiclone atlantico, il cui centro però è posizionato troppo a nord, vedete, addirittura ad ovest delle isole inglesi, ma da quella posizione si espande verso est sino a interessare le nostre zone, e grazie a questa situazione prevediamo per domani, per stasera, ma soprattutto per domani nelle primissime ore, il passaggio di un sistema perturbato. Si muoverà in un campo avverso, quindi gli effetti saranno degli annuvolamenti localmente anche più intensi e qualche brevissima precipitazione, ma probabilmente limitata alle zone pedemontane. È un cielo sereno poco nuvoloso, ci aspetta per la giornata di Pasqua, di Pasquetta, ma non solo. Grazie all'anticiclone che poi acquisterà forza, dovremmo avere una settimana, la prossima settimana, all'insegna del tempo stabile. L'anticiclone comunque sarà un po' troppo a nord sull'Atlantico, quindi richiama sul suo bordo orientale aria fredda e questo apporterà, come già abbiamo accennato, un abbassamento delle temperature anche sensibili. Ancora domani le massime oltre i 20 gradi, poi si posizioneranno tra i 14, 15 e i 16, 17 gradi, che sono la norma o leggermente al di sotto della norma. I valori minimi invece sono intorno ai 6-7 gradi. Poi è da segnalare che a metà della prossima settimana le minime potrebbero scendere ulteriormente, ma si manterranno sopra lo zero. I venti saranno deboli o qualche rinforzo dai quadranti orientali, naturalmente. L'alta di Cadio è previsto da poco mosso a localmente mosso. Buona Pasqua a tutti. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. Taglio degli stipendi, cassa integrazione e riduzione dei volumi, la crisi di ACC tocca un punto di non ritorno. Ieri l'annuncio del commissario Maurizio Castro ai sindacati, oggi le assemblee dei lavoratori. Traditi e abbandonati, presi in giro e offesi nella propria dignità. Il dramma di ACC sta nelle parole, stanche ed esasperate dei lavoratori. A loro oggi in assemblea sono state comunicate le decisioni del commissario straordinario Maurizio Castro. Taglio del 15% degli stipendi, cassa integrazione per 4 giorni in aprile, riduzione dei volumi. Fuori dai cancelli la Digos per monitorare il clima fra le maestranze. Il governo deve sapere che questa situazione è una situazione che può ingenerare una tensione sociale forte.
e quindi è chiaro che i lavoratori sono delusi, sono arrabbiati, anche perché, ripeto, qualcuno gli ha promesso che una soluzione diversa c'era, era possibile, era traguardabile. La mobilitazione sarà proporzionale alla rabbia dei 300 lavoratori, che equivalgono a 300 famiglie, oltre all'indotto, tutti inspiegabilmente senza la risposta del governo, che non ha mantenuto fede all'impegno di avviare il progetto Italcomp, ratificato lo scorso autunno ma abbandonato come una nave alla deriva. Chi ci sta tradendo è il governo, è l'istituzione massima, è lo Stato. Quindi per questo, più del passato, questi lavoratori oggi hanno fatto sentire la loro voce, perché oggi si sentono traditi dallo Stato, dal governo, che sia il governo passato, che sia il governo attuale, vengono traditi dalle istituzioni. Una fabbrica che ha prodotto più e meglio di prima e dalle quali ieri è uscito il primo bancale di compressore a velocità variabile destinato al mercato medio-alto. Un paradosso. Sul banco degli imputati politica, istituzioni e banche, silenti di fronte alla storia industriale della provincia di Belluno. A fronte di una garanzia dello Stato non c'è nessuna alibi per le banche. Il primo finanziatore del progetto Italcomp sono stati proprio i lavoratori di Onvao ACC, che grazie al loro che sono stati costretti a rinunciare a parte del loro stipendio per poter far andare avanti il progetto. La deroga sulle seconde case fa presagire un assalto in molte località venete, dal mare alla montagna. Ci attendiamo, conferma il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, un weekend un po' più lungo con una serie di deroghe alla zona rossa che sicuramente favoriranno gli spostamenti e gli arrivi nelle seconde case. È prevista anche un'intensificazione dei controlli sulle strade di accesso alla conca. L'invito resta quello del rispetto delle regole a tutela della salute di tutti. Non c'è parte politica a Belluno che non se ne sia occupata e se ne continua ancora a discutere. Parliamo della viabilità del tratto Cucciolo-Marisiga che comunque sia non vedrà la luce entro questa legislatura. Cucciolo-Marisiga, un tratto di viabilità a nord del centro del capoluogo che, se fosse un film, potrebbe essere The Never Ending Story, ma avere come protagonista il manzoniano Zeccagarbugli. Dai banchi dell'opposizione dure accuse verso chi guida Palazzo Rosso per il modo in cui si è trattato il benefattore. Chi mette lì i soldi in realtà non li mette per la Cucciolo-Marisiga, ma li potrebbe mettere per altre questioni. Il sindaco non si sbilancia nel dire come raccoglie i fondi, questo 1,8 milioni attraverso o il benefattore o piuttosto un mutuo piuttosto che altre operazioni. Sono disgustato dell'atteggiamento di come si è comportato l'amministrazione, in questo caso il sindaco, nei confronti di un cittadino di Belluno. Un cittadino che deve essere tutelato e soprattutto ha avuto in tutti questi anni sempre la massima disponibilità per Belluno. In discussione ci sono dalle modalità adottate nei confronti di una persona certo in gamba ma anziana che si deve fare carico di tutto, dalla progettazione all'esecuzione, al fatto che lo stesso avrebbe espressamente chiesto che con la sua donazione venissero realizzate opere che ricevessero una unanime condivisione. Le date confermano questa poca chiarezza e soprattutto la volontà di non essere chiari con chi deve mettere lì i soldi. La metto giù così per non dire altro. Potrebbe anche essere che lui decida di dire io do i soldi lo stesso a condizione che vengano spesi per opere pubbliche che vadino bene, può essere via Feltre, può essere rotatorie, può essere cose che vengono spese per altre opere, non per un'opera che lui era convinto fosse stata condivisa da tutti, invece purtroppo è successo che la condivisione non c'è stata. Una giornata da passare insieme in una Pasqua resa complicata dal Covid e dalle restrizioni. Proprio per questo Antenna 3 non vi lascia soli e dedica a tutti voi una maratona speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica. Si parte alle 10 del mattino con la diretta della Santa Messa Solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia. Dopo la messa partirà la nostra diretta dove non mancheranno vere e proprie sorprese. Una maratona
TV ininterrotta fino al telegiornale di Treviso delle 19:30, ma i veri protagonisti potrete essere voi con i vostri messaggi, video, auguri al numero 0422 162 8332. Potrete chiamarci in diretta, mentre l'avete visto poco fa in sovraimpressione al 351 1755 340 potrete mandare i vostri messaggi e video di auguri. Appuntamento dunque su Antenna 3 il giorno di Pasqua. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al nostro meteo. Arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. La pressione inizia a cedere nel weekend pasquale. Correnti fredde dall'Artico raggiungeranno l'Italia, causando rari fenomeni e un calo termico anche significativo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 3 aprile evidenzia un ampio soleggiamento ed in effetti la giornata sarà in prevalenza stabile. Possibili addensamenti alternati a spazi di sereno. Nel pomeriggio poi non si escludono dei deboli piovaschi sui settori montuosi e pedemontani. Temperature in graduale diminuzione, in alcuni casi piuttosto sensibile, minime tra 3 e 10 gradi, massime tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà un sabato all'insegna del bel tempo, con tanto sole dappertutto e cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 17-20 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui ovunque, salvo per qualche rovescio, specie sui settori più meridionali della regione. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.